La provincia di Venezia sta diventando sempre più dipendente dal turismo. I settori produttivi storici come manifattura e costruzioni iniziano a mostrare segnali di ripresa, ma occorre investire. È quanto emerge da uno studio della CISL di Venezia basato sui dati di Veneto Lavoro che analizza l'andamento occupazionale dal 2008 a oggi. Tuttavia, a pesare l'alta incidenza del lavoro stagionale e precario, molto superiore rispetto ad altre province venete a vocazione industriale. Sul fronte dei contratti preoccupa il calo del tempo indeterminato e dell'apprendistato a favore di contratti più brevi e meno stabili. Questi dati, uniti alla riflessione sul confronto semestrale 2025-2024 sull'occupazione, mostrano tra l'altro che sul tempo indeterminato vediamo una flessione del 9%, così come sull'apprendistato, mentre si mantengono sostanzialmente invariati i dati relativi al rapporto di lavoro a tempo determinato e relativi alla somministrazione. Questo probabilmente è anche frutto delle conseguenze legate all'incertezza economica e ai dazi degli Stati Uniti. Il turismo, soprattutto nel settore ricettivo e della ristorazione, ha spinto l'occupazione con numeri record nel 2024, bene anche il commercio e l'agricoltura che hanno visto crescite significative. Le costruzioni dopo anni difficili hanno beneficiato del super bonus, ma non sono ancora tornate ai livelli del 2008. La manifattura, pur con difficoltà legate a crisi aziendali locali, mostra segnali di stabilizzazione e possibile ripresa. Secondo Marco De Favari, della CISL, serve una strategia per capire quali settori possono crescere e creare occupazione stabile. Occorre riflettere sul fatto che la monocultura turistica è un rischio per il nostro territorio perché rappresenterebbe nel complesso comunque una riduzione della nostra capacità produttiva e del nostro sistema produttivo. Dall'altro la riflessione che dobbiamo fare, una riflessione forte che dobbiamo fare tutti assieme è quello di capire quali sono le linee di tendenza oggi sul territorio, i settori e le aziende che danno buona occupazione e fare lo sforzo assieme di trovare le giuste incentivazioni per farli continuare a crescere.